E allora eccoci ritornati in studio, come sempre in diretta TV7 Match, per parlare di Venezia, una Venezia che sta perdendo i suoi residenti, ma sta perdendo anche, come dire, alcune delle sue caratteristiche, alcuni dei suoi asset più importanti, ad esempio come tanti palazzi che vengono venduti da compratori stranieri, comprati appunto dall'estero, e anche attività commerciali ovviamente. Allora, con chi ne parliamo? Vi presento subito gli ospiti che abbiamo in studio. Inizio dalla mia sinistra. Buonasera Daniele Minotto. Buonasera. Lei è vicepresidente, vicedirettore, chiedo scusa, dell'Associazione Veneziana Albergatori. Grazie di essere qua. Buonasera a Nicola Ramundo, economista. Buonasera, grazie anche a lei della presenza. Buonasera a Giorgio Suppiei. Buonasera, lei è un avvocato ed è un residente veneziano. Voi siete una specie in via di estinzione. Siamo sempre di meno. Però ci contiamo fra di noi, ci conosciamo, andando a piedi ci si incontra per strada. Ecco, beh, io dicevo... è un conto alla rovescia oppure... È un conto alla rovescia. Siamo sotto i 54.000, leggiamo sempre i numeretti alla farmacia di Campo San Bartolomeo e vediamo che sempre meno siamo. Certo, è una situazione che non è facile, vivere a Venezia oggi non è facile per i residenti, ma anche per alcune attività sicuramente commerciali. Allora, introduciamo l'argomento con questo servizio che un pochino fotografa la situazione. Venezia muore per troppo turismo, 20 anni ancora, poi la capitale della Serenissima potrebbe diventare un affollatissimo parco divertimenti in mano ai turisti. I residenti del centro storico fuggono, 1000 in meno ogni anno per i costi delle case elevatissimi, i prezzi dei servizi non sostenibili e per l'invasione quotidiana e non controllata di migliaia di turisti che monopolizzano le calli e i campi della città. Lo scenario è terribile e secondo molti sarà presto una realtà. Uno studio dell'Università Ca' Foscari dice che la capacità di carico turistico di Venezia, cioè il numero sostenibile che il centro storico è in grado di accettare, sia di 52.000 al giorno, ma la realtà è ben diversa. I visitatori stimati sono 77.000 al giorno, siamo 25.000 oltre la soglia di sostenibilità, in un anno almeno 30 milioni di presenze. Se si fregano le mani gli operatori del settore, meno contenti sono i residenti che sotto questa spinta preferiscono spostarsi in terraferma. A pesare è soprattutto il turismo mordi e fuggi, una vera e propria piaga, è il 70% del totale ma rappresenta solo il 30% delle entrate economiche. Spendono poco ma il loro impatto è alto e anche per questo è stato introdotto il ticket d'ingresso, costo dai 3 ai 10 euro a seconda dell'affollamento delle giornate. Saranno insomma gli stessi turisti a sostenere i costi vivi dell'invasione, ma il ticket avrà anche la forza del deterrente per limitare gli accessi? Improbabile, ma andando avanti così nello spazio di pochi anni Venezia sarà spogliata della sua natura di città, diventando solo una meta del fondamentalismo turistico. E allora cosa dice Minotto? Allora, i numeri che sono stati detti sono corretti, quello che sosteniamo anche noi, i nostri ospiti contribuiscono per il 70% di quelle che sono le entrate del mercato del settore turistico, che è sicuramente il primo settore nella città e ormai il primo settore economico della regione Veneto. E quel 70% che sono avventori occasionali sono un costo che ricade non solo sulla città storica ma su tutto il comune quindi su tutto il territorio anche dell'entroterra. Non a caso abbiamo il costo di trasporto rifiuti più alto d'Italia, o più o meno, siamo sicuramente al top da questo punto di vista. Chiedere un contributo oggi anche a quelle persone che partono e hanno visitato un'altra delle nostre splendide località del Veneto, vengono in giornata a Venezia lasciando semplicemente le cose che hanno consumato, già magari neppure comprandole nella città, è un impegno minimo per una questione di rispetto nei confronti di quello che è un museo a cielo aperto, che è un monumento nazionale, che è un territorio, una città che ci invidia tutto il mondo, e quindi quello lì lo riteniamo un intervento che è necessario per poter contribuire almeno alla spesa. Deterrente, speriamo che lo sia, speriamo che sia un modo, magari con un'applicazione graduale, anche con stagionalità, perché la città è vero, ci sono dei momenti come adesso il Carnevale dove oggettivamente c'è una pressione molto forte da parte di quelli che sono i turisti,
però esistono delle parti, dei momenti dell'anno dove c'è una presenza che insomma è perfettamente compatibile o potrebbe essere anche maggiore. Sì, non è sempre... Quindi avere un sistema che permette, disincentiva a venire nei momenti dove c'è l'afflusso maggiore. Immagino quando ci sarà l'apertura della Biennale, quest'anno c'è la Biennale d'Arte ed è sicuramente uno dei momenti più importanti della città, dove viene anche la clientela che lascia di più alla città, tutto il mondo della cultura che lascia tanto a questa città, quindi e va incentivata anche per una qualità della vita di quelle che sono gli avventori a Venezia. Noi ad esempio il 2018 è stato un anno, dopo 5 anni di crescita abbastanza continua di quello che è il fatturato delle nostre aziende, c'è stato il primo momento di flessione. Perché questo? Perché oltre al fatto che c'era un'annualità diversa, perché la Biennale Architettura porta un pochino meno alle nostre aziende, però c'è stata una campagna denigratoria nei confronti della città, dove sono state date anche false notizie, dove addirittura in Inghilterra si diceva che bisognava camminare con la maschera antigas, dove c'erano, perché l'inquinamento delle grandi navi ha portato ad avere livelli di tossicità che neanche in Cina, che non si vede neanche il cielo in Cina, dove c'è una questione di maleducazione. Ho letto addirittura, abbiamo fatto insomma c'è stata una campagna... Ma addirittura i veneziani puzzano, non vengono i turisti perché i veneziani puzzano. C'erano anche i canali di Venezia. Parlavano dei veneziani, quindi c'è stata una campagna diffamatoria nei confronti della città che ha creato un danno e alla fine cosa ha comportato? Che continuate ad avvenire persone da fuori che non lasciavano niente e abbiamo perso quella clientela che invece lascia tanto la città e permette anche di mantenerla e di migliorarla. Quindi bisogna fare molta attenzione che quando si intraprendono delle campagne sull'invivibilità della città, ci sono dei momenti di difficoltà, ma la città oggettivamente, io ci lavoro tutti i giorni, non è davvero così invivibile, ingestibile per almeno 300 giorni all'anno. A me veniva in mente una cosa vedendo il vostro servizio che ha centrato il problema. 20 anni fa, ormai ho qualche pelo bianco sulla barba e quindi mi ricordo, e si occupava dei flussi turistici e da Ca' Foscari il sindaco Costa, poi diventato sindaco, e parlava di sostenibilità intorno ai 25.000 turisti, cioè la metà di quella che è la sensibilità di adesso. Avevamo 20.000 residenti in più e si parlava di possibilità di sostenibilità del flusso turistico intorno ai 25.000 al giorno. E invece adesso sono più di 70-75.000 e si dice che E questo perché? Perché sono sparite le case di quei 20.000 abitanti che sono state messe a disposizione per trasformarle in alberghi o per trasformarle in bed and breakfast per i turisti, e quindi è sparita la possibilità di viverci. Per i veneziani è per quello che non stanno più a Venezia, come diceva il servizio, e sono costretti, non è che vanno a andare, ma non trovano la casa a costi sostenibili, e quindi è questo il problema. E i turisti a Venezia fanno bene, perché Venezia è sempre stata turistica fin nel Settecento, un porto di mare aperta a tutto il mondo dell'Oriente e dell'Occidente transito. Guai se non ci sono, e guai voler male ai turisti, però non questi turisti, non così tanti, e non con questa scarsa attenzione a Venezia. Arrivano senza manco conoscerla questa città, vedono 4 cose che sono sempre le stesse, stereotipate, non conoscono quello che è lo spirito e la sensibilità dei veneziani e che i veneziani dovrebbero conoscere, perché è una città piena di bellezza, ma anche di capacità di vivere, di senso dell'arte, di bell'artigianato. Invece questo sta sparendo, i turisti non lo vedono, si comprano mascherette cinesi, gondolette di plastica, cose di questo genere, o vengono a fare feste a pagamento per il carnevale, e quindi vedono una cosa non bella della città, vedono una cosa effimera, e invece potrebbero conoscerla, e quanto più interessante sarebbe anche per loro. È una questione di organizzazione. Ecco, infatti, quello che è mancato... Prego, professore. Stiamo parlando come se fossero terzi, ma come si fa a cambiare la città? Perché va bene la critica, ma mi sembra che siamo sempre la solita critica del governo, poi alla fine il governo fa quello che vuole. Chi è che gestisce la città? Chi ha capacità di cambiare la città? Qual è il meccanismo attraverso il quale Venezia può diventare la capitale del mondo? Perché non ce ne sono 2.
Hanno provato a copiarla da tante parti. Ma... Infatti ci sono delle colpe, secondo me, delle responsabilità in questi decenni, dove gli amministratori probabilmente hanno pensato più a incassare dai flussi turistici che a organizzare i flussi turistici. Anche nell'epoca adesso della mondializzazione e di internet ci dovrebbe essere un flusso turistico un po' più standardizzato, un po' più organizzato attraverso per esempio i media piuttosto che i network che esistono in tutto il mondo, cioè far venire tutta sta gente a Venezia senza magari dirgli che cos'è Venezia, che è una città soltanto di mare, ma è anche un'anima, no? Che vive del presente ma guardando al futuro, che hanno soltanto delle belle calli, dei monumenti, delle piazze, ma anche una storia. Hanno ereditato e la gestiscono male. Sì, ripeto, ognuno poi ha le sue... Ecco, diciamo che ci sono delle piccole o grandi responsabilità da parte dei precedenti amministratori o comunque degli amministratori della città che forse non sono riusciti Faccio anche... una domanda, diciamo... Io voglio dire anch'io qualcosa su questo da veneziano. Una domanda. Perché... Sì. Un Doge accetterebbe questa situazione? No, un Doge intanto non sarebbe da solo e avrebbe una bella squadra di veneziani di 2500 famiglie che si danno da fare tutte quante nella gestione della città e starebbero in carica 6 mesi, un anno, massimo 2 anni a rotazione in maniera da non radicalizzarsi. Bravo. Come funzionavano le magistrature, che anche dal punto di vista amministrativo la storia di Venezia avrebbe molto da insegnare a tutti. Non è Venezia il problema, sono i veneziani. Sì. Ma quello che volevo dire è verissima questa responsabilità dei veneziani, però intanto gli amministratori, la maggior parte degli amministratori che abbiamo avuto non sono stati veneziani, cioè non era gente che abitava regolarmente a Venezia vivendo e soffrendo i problemi che insorgevano. La quotidianità. Sì. No, il sindaco Orsoni, ma è uno, eccetera, ma quel sindaco, però non è una polemica personale, io dico i consiglieri comunali di Venezia sono che abitano in città sempre meno di 10 quelli che risiedono in città, gli altri risiedono da altre parti e anche in giunta eccetera. I sindaci sono stati anche, ma la questione è di aver pensato, anziché a regolare queste cose, io sono d'accordissimo con questo intervento, anziché regolare queste cose, aver pensato che la cosa da ottenere era quella di massimizzare i profitti. La massimizzazione dei profitti ti porta a non avere attenzione, perché è vero che se tu utilizzi, fai venire i turisti, cerchi di spremerli. Quanti ristoranti, bar, locali si sono aperti eccetera con l'attenzione, e gli sono stati dati i permessi, le licenze eccetera, senza nessuna attenzione, con l'attenzione di vedere, di farli guadagnare il più possibile. Ma però attenzione, il profitto nasce dal ricavo meno le spese. Sì. Giusto? Avete calcolato tutte le spese di Venezia o solo i profitti che metto in tasca a fine del mese e poi Venezia va a remengo? Beh, ci sono dei dati che sono tra poco ne parlo. Prego. Lascio che hai li ho appena posso toccati farvi con una domanda? Parliamo sempre di Sentiamo... Venezia che perde abitanti. Mestre nell'85 aveva 220.000 abitanti, ne ha 172.000 adesso. Quei 50.000 sono andati via perché erano andati via i turisti? No, perché si vive male anche a Mestre, perché avendo fatto la periferia di Venezia, purtroppo Mestre è considerata una periferia invece che una città, un sobborgo. E quindi il sobborgo si sposta nell'ulteriore sobborgo a caduta. Padova, vai a vedere Treviso, i centri storici, tutte le città sono comunque io vorrei risposte, scusate, vorrei risposte, prego, risposte concrete. Cioè, possiamo dare delle indicazioni oggi di come cambiare Venezia, parlare di numeri, perché che i numeri se stiamo dicono la verità, insomma, ecco, dei 20 o di 10 euro a turista non andiamo da nessuna parte. Personalmente innanzitutto da estraneo come residente alla città di Venezia, naturalmente parlo in questo modo, ma avendo una visuale un attimino diversa, no, dal residente, far pagare 5-10 euro a chi arriva e poi scappa via, mi può stare anche bene, però non diamo questa mannaia dal punto di vista dell'obolo da pagare, che sembra quasi l'elemosina che tu dai al mendicante che passa, dice per entrare in città devi pagare un obolo, diamola magari, cioè
o in qualche modo diminuiamola a chi soggiorna per esempio per una settimana, a chi va nelle calli a fare shopping, perché già pagano una tassa di soggiorno. In più dobbiamo fargli pagare anche la tassa di sbarco, mi sembra eccessivo. Chi paga la tassa di soggiorno non paga la tassa di sbarco. Su questo ho qualche dubbio, perché stiamo leggendo attentamente il decreto e dobbiamo vedere poi cosa sarà la delibera del Comune. Perché... no, ma questo è proprio la discriminante che anche il sindaco ha chiarito, chi paga la tassa di soggiorno ha già detto. Benissimo, perché sarebbe insomma troppo, no, gravare chi già paga la tassa di soggiorno anche dell'ulteriore tassa, sarebbe improponibile. Poi perché no? A me sarebbe improponibile per chi rimane lì una settimana. Scusi, lei va in crociera su una nave che contiene 2000 persone, dove c'è un casino, un po' di giochi, una piscina, praticamente niente, solo l'avventura di andare in mezzo al mare. Sì. Diciamo che a livello di rapporto, parliamo culturale, ambientale, zero, no? L'avventura, benissimo, la pago, 1000 euro, no? Più tutti i soldi che ci lascio là, perché poi sono tutti i giochini, tutte le attrazioni e tutto il resto. E Venezia entro gratis, mi scusi. Perché se io metto veramente una tassa seria su Venezia, la gente si mette a fare la fila. Io veramente. credo che mettere delle tasse sia sempre brutto e sia anche un brutto messaggio, però credo anche che tutti quelli che vengono a Venezia, pur di venire, paghino spontaneamente, volentieri 10 euro per Venezia. Il problema è che quei 10 euro vanno spesi. È una presa in giro, 10 euro una presa in giro per entrare a Venezia. Vado al cinema un'ora e mezza, vado a vedere Venezia, ma non so, nella vostra testa Venezia non vale proprio un tubo? No, vale moltissimo. Sì, il problema è che i soldi mettiamoci a discutere Venezia cosa può effettivamente valere, perché questo è il punto fondamentale, se no non ne veniamo fuori. Allora cerchiamo di mettere l'euro in più di qua di là, non risolviamo niente. Le spiego una cosa: 10 euro per 35 milioni di turisti, ammesso che tutti pagano, sono 350 milioni, non me ne faccio niente. Venezia, per poter sopravvivere, ha bisogno di miliardi. Una parte di quelle case che sono a Venezia sono abbandonate, crolleranno, e quando una casa crolla a Venezia non costa come a Padova o a Vicenza, costa 5 volte di più, perché bisogna portare i mattoni, bisogna portare tutto e bisogna trovare perfino oggi la manodopera. E allora quello che noi diciamo oggi è un problema immediato: facciamo un po' più di soldi, facciamo più così, ma è un palliativo, è come prendere un'aspirina perché ho un tumore alla testa, non serve a niente, mi farà passare per 10 minuti. Quello che è importante è un progetto. Venezia si fa una grandissima fatica a mantenere le case a Venezia, perché vanno sistemate come le barche, in continuo, nel senso che il sale se li mangia, eccetera. E chi le paga? Però il turista che viene a stoccare a Venezia che dà 10 euro? Quella tassa di soggiorno di 10 euro. Il meccanismo è quello di consentire ai veneziani di metterle a posto, sgravandosi dei carichi fiscali che hanno, eccetera, perché oltre sono molto tassate le case a Venezia, proprio perché hanno quel tipo di produttività e quei valori, e sempre più portano su le tasse su Venezia, le tariffe di Estimo sono tra le più alte d'Italia a Venezia. E Venezia è un turismo limitato, chi paga entra, gli altri stanno fuori, vedrà che fanno la fila. Perché è sempre così, il desiderio è la cosa fondamentale perché uno sia attratto all'interno di un ambiente. Non è che Venezia vengono perché pagano poco, Venezia vengono comunque, in crociera ci sono milioni di persone che viaggiano in crociera a far niente. Prendono più volentieri le navi da Venezia perché partendo vedono Venezia e quindi pagano più volentieri quella crociera e la vedono gratis. Allora, se io fossi un produttore televisivo o un produttore cinematografico e mi danno Venezia, io la sfrutto. Ma non solo, io esalto Venezia, perché non possiamo continuare a pensare che Venezia è Venezia. Se il turista viene, io gli faccio trovare un libretto con su scritto la storia vera di Venezia, cosa è stata, e si diffonde viralmente, e facciamo dei film su Venezia. Hanno fatto una serie televisiva su Firenze, con una famiglia di disgraziati che sono ammazzati uno con l'altro. A Venezia questo non succedeva.
Sì, non so se mi spiego, la civiltà di Venezia è mostruosa rispetto ad altre civiltà. Il vero problema della città è quella di conservare la sua anima, cioè conservare gli abitanti, non ci sono più abitanti? E la possibilità di... No, ci sono, io ho 2 bambine piccole che spero che continuino a vivere a Venezia, hanno una 4 anni e una 5, spero che riescano a vivere, sono ottimista, ma il problema vero è quello, allora bisogna far sì che i veneziani riescano a vivere bene nella loro città. Lo dico io come non ci sia troppo contrasto con lo sfruttamento turistico delle abitazioni, perché esatto. se no le dico io come si fa. Allora, se il nostro sindaco sa ascoltare i nostri politici, si tolgono le tasse ai veneziani, esentasse. Bisogna le dico subito, speciale non solo, ma gli abitanti che rimangono a Venezia sono esentati, e chi ci va a abitare e dà la possibilità di dimostrare che è abitante e possiede un appartamento a Venezia e ci vive, sarà esentasse. Vedrà che fanno a 150.000 abitanti se si riesce a fare questo, perché allora, tutti certo quelli che sono stati costretti ad andare via ci tornano volentieri, perché a Venezia non solo i turisti, ma i primi a volergli bene sono i veneziani, e soffrono quelli che sono andati via, ce l'hanno nel cuore, sono disperati quando vanno via, e quelli che ancora ci vivono ce l'hanno nel cuore e soffrono di vederla usata male, sporcata, senza attenzione. Seconda cosa, se io organizzo i turisti secondo programmi, allora io sono andato alla Sagrada Famiglia, no? Ho dovuto prenotare via internet, ho dovuto pagare via internet e poi mi sono messo perfino in fila, perché mica avevo il posto riservato, mi sono messo in fila perché quel giorno a una certa ora sarei potuto entrare, e c'era tanta gente così, e si paga per stare dentro una chiesa, per carità, con tutto alziamo tanto di cappello, ma Venezia rispetto alla Sagrada Famiglia è quello che dicevo. Io vorrei continuare ad andare in chiesa senza pagare, però. Almeno quello. Allora, le chiese sono state fatte perché si paga, dopo che però sia è questo... un obolo o sia una tassa, non un altro paio di maniche. Ma se noi organizziamo il turismo a Venezia secondo percorsi, perché il percorso Piazzale Roma San Marco è assurdo, tutti che fanno quel pezzo là, qualche deviazione, ma non pesano nient'altro, Venezia è ricchissima e si possono aprire, se il turismo viene accompagnato diversamente, si possono aprire anche delle attività non soltanto sulle vie principali da Piazzale Roma. Qual è uno dei posti più belli di Venezia e che non è visitato o visitabile? È l'Arsenale, che è il vero cuore della città, da dove è partita la marineria più importante del mondo e dove è il vero anima, il polmone della città e della sua storia. Era il posto dove tutte le scoperte più importanti del Rinascimento sono avvenute, ci sono andati Galileo, Leonardo, tutti quanti vivevano era la NASA di quel tempo. Lo posso aiutare? Non lo si conosce, è chiuso. L'Arsenale è la prima catena di montaggio della storia. Non l'ha inventata Don John Ford con non l'ha inventata Ford, l'ha inventata Venezia, perché in un solo anno, nella quarta crociata, hanno prodotto in un anno 400 navi, vuol dire più di una nave al giorno dentro lì, e c'era la catena di montaggio. Quando si armavano le navi con gli alberi e le vele, a mano che percorreva il canale venivano armati e la nave usciva già pronta. Sa quanti artigiani, almeno più di uno al giorno. Sa quanti artigiani veneziani vorrebbero trovare posto per riandare a lavorare lì, anziché trovarlo abbandonato come adesso, o chiuso e non gestibile, e vedersi e poter lavorare con antichi mestieri, soprattutto quelli legati al mondo del mare e della marineria. C'è una quantità, e anche giovani che vorrebbero imparare il mestiere, non possono, perché a Venezia in giro per le botteghe artigiane è quasi tutto vietato, ti devi mettere a norma di qua e di là. L'Arsenale, che era una fabbrica di lavoro, dovrebbe tornare a ritornarlo, e non solo sede di mostre espositive, adesso è aperta per la Biennale, alcuni mesi l'anno, eccetera. Dovrebbe essere 365 giorni all'anno a disposizione di chi vuole lavorarci dentro con mestieri artigiani legati, e il recupero della vita sull'acqua di Venezia, perché questa è una cosa importantissima, la sua unicità va conservata. Vicino lì c'è Sant'Elena, no? Esatto. E non c'è un eremo, bellissimo. Fa parte di quella progettazione mancata, o magari responsabilità dei precedenti amministratori,
che più che pensare soltanto al turismo poi diventato mordi e fuggi, dobbiamo pensare anche a una progettazione di sviluppo economico, perché effettivamente se noi vediamo c'è la moria delle aziende, no? Cioè, cosa è rimasto? Qualche bottega, qualche ristorantino ancora che riesce a sopravvivere, tutto il resto è monopolio di altre comunità non italiane, quindi Venezia si è trasformata, no? In altre situazioni che non dovrebbero essere. Quindi l'errore principale, e spero che anche la nuova amministrazione non faccia, è non pensare allo sviluppo economico, perché secondo me se non c'è sviluppo economico e si pensa solo ed esclusivamente a quello che vi può portare il turismo, è un falso problema, perché poi tu non lasci niente alla città, nel senso che questi quando arrivano scappano via, ti lasciano la tassa, che secondo me dovrebbe essere una tassa di scopo. Cioè io con questa tassa cosa vado a finanziare? Perché se io vado a finanziare opere importanti, viabilità, piuttosto che monumenti, piazze, calli, eccetera, forse vale la pena, oppure aumentare la circolarità all'interno dell'area veneziana. Ma se questa la devo mettere in saccoccia nel bilancio per chiudere delle falle, non serve a niente. Ecco perché dico, ci vuole una lungimiranza e soprattutto una proiezione nel futuro diversa da quella che fino ad oggi è stata, perché io capisco che ci può essere una fiscalità agevolata e questo sarebbe secondo me anche un volano per far rientrare magari famiglie che adesso sono disperatamente scappate via e hanno lasciato, diciamo, il deserto a Venezia con tutti i palazzi. Però è anche vero che bisognerebbe mettere anche delle norme ben chiare che potessero per esempio dare la possibilità ai veneziani di pagare un'IMU diversa da quella che pagano oggi, di non avere una tassazione che è folle, perché io ho preso qualche dato e sono rimasto folgorato. Tecnici, dicevo io, è che l'economista... Sono rimasto folgorato perché non avevo questi dati, mi sono stati forniti dai miei collaboratori oggi. Voi sapete quanto è il bilancio del Comune di Venezia? Ce lo dica. 2 miliardi. 2 miliardi. Cioè, le entrate, soltanto quelle tributarie, questi sono dati, ripeto, che non possono essere smentiti perché sono proprio presi dal bilancio del Comune, quindi sono stati di euro, non di lire. Certo, quindi stiamo parlando di 2 miliardi di euro. Rimangono a Venezia o se ne vanno a Roma? No, 2 miliardi è il bilancio. Ah, il bilancio. Esatto. Tra l'altro ho scoperto anche, io ho fatto una piccola scoperta, che soltanto le entrate tra tributarie e extratributarie, che ci vorrebbe, voglio dire, un po' di tempo per spiegare cosa sono, comunque le entrate tributarie sono quelle dovute dalla tassazione locale, le entrate extratributarie sono date da concessioni, da multe, da altre cose, sanzioni che devono fare, o da altri, per esempio, riscossioni che ci sono da parte di enti che per esempio prevedono a Venezia degli investimenti, eccetera. Comunque il totale di questo, tanto per essere chiari, porta la città di Venezia a 1.928.000 euro, cioè incassa dalle entrate complessive, attenzione, di queste pensate che le spese effettive sono 1.901.000, quindi addirittura abbiamo un delta di 30 milioni. Questo è il risultato, ripeto, analisi fatta è un bilancio inattivo scientemente, cosa che dovrebbe essere in equilibrio, ma al di là di questo, quindi abbiamo in cassa, da quello che io ho letto, 30 milioni in più, che non so che fine possano fare, e questo lo si vedrà. Soltanto di imposte, tasse e proventi assimilati la città di Venezia ha 382 milioni di entrate, va bene? Sapete quello che vale di più? Qual è la categoria? È l'imposta municipale propria, cioè l'IMU. Perché la Tasi sappiamo che a volte è esentata per le prime case, vedete eccetera. Quanto tassano le case ai veneziani? L'addizionale, sì, esatto, no, volevo dare qualche dato perché magari nessuno lo conosce, perché forse chi è nel Consiglio Comunale saprà, non so se hanno mai visto un bilancio, io me lo sono letto in 5 minuti stasera, ma insomma non è di facile naturalmente lettura, ma gli esperti sanno dove andare, come dire, a parare. Guardare, sì. I proventi dal casinò sono circa 100 milioni di euro. I proventi da casinò sul bilancio di competenza. Qualche anno fa erano il triplo. Vabbè, e quindi non so. Sono calati. Quello che mi fa un po' pensare è che soprattutto l'imposta di soggiorno è pari a 34 milioni di euro. Allora, se io prendo questo dato e lo verifico con quella che è la tassazione media sull'asporto rifiuti, si dice che Venezia, in effetti è vero, paga di più di tutte le altre città, ha un picco enorme, no?
Tant'è vero di asporto rifiuti. Sì, solo l'asporto rifiuti, siccome si diceva che chi arriva sporca, giustamente bisogna pulire la città e quindi bisogna avere più denari per... Benissimo, al di là che sia un grande riciclone, da quello che dicono le statistiche, queste me le ha fornite il CRIF Rating Report, che... I veneziani sono bravi a fare la raccolta differenziata, vedi proprio tutti i sacchetti per quello ci sono 30 milioni di costi per quanto riguarda i rifiuti e ci sono delle perdite, quindi 30 milioni costerebbero i servizi e ci sono delle perdite pari a 22 milioni, quindi c'è un delta, una differenza di 8 milioni. Che probabilmente sarà quella dovuta, immagino, perché non c'è scritto naturalmente nelle pieghe del bilancio, a chi arriva sporca e qualcuno se ne deve far carico, cioè va di nuovo reinserita nella collegialità dei residenti, diciamo, certo, che viene distribuita, spalmata. Con la differenza che... sta mordi e sfuggi quello. Esatto, quello che dico io. E quindi tra le tasse che vengono pagate in più a Venezia e quello che mediamente si paga in Italia, noi abbiamo scoperto stasera che un veneziano mediamente pro capite, naturalmente facciamo medie, c'è il cittadino normale, c'è il riccone, c'è l'industriale, eccetera, certo, mediamente paga 1100 euro media pro capite all'anno per quanto riguarda la tassazione locale. Se a questa io aggiungo quelli che sono dati ufficiali, circa 9.800 euro pro capite dei veneti, compresi i veneziani, che portano i soldi in tassazione nazionale, quindi IRPEF, IRAP, eccetera, noi abbiamo già un'idea, no? Di cosa può significare vivere a Venezia rispetto ad altre città, quando per esempio, dati che possono essere tranquillamente visti da chiunque, Roma dovrebbe pagare pro capite 250 euro, ne paga appena 120 e tutto il resto andrà nella fiscalità generale, perché se nessuno paga a Roma la tassa rifiuti, non vi dico neanche cosa succede nel Lazio in generale, senza considerare la Campania 63 euro contro i 180 euro che dovrebbe pagare pro capite. Questi sono dati allarmanti, la Calabria 60 euro, eccetera. Significa che tra quello che io prospetto di incassare e il vero incassato c'è il mondo. Quindi probabilmente qui ci vuole un'attenta analisi delle risorse finanziarie, immagino che ci siano anche degli auditor interni all'azienda comunale, che non ci siano soltanto gli amministratori, ma ci sia anche gente che sappia fare un po' di calcoli e sappia capire che quando io dicevo prima bisogna internazionalizzare anche i network e fargli capire che se vogliono venire a Venezia non 10, 50 se vogliono, per dire, facendo anche dei picchi più alti di tassazione, quindi diversificare la tassazione sul soggiorno nei momenti particolarmente alti, carnevale, mostra del cinema, biennale, eccetera. Cioè nel senso, tu vuoi venire a vederti il cinema, la mostra del cinema, mi paghi 30 euro. Mi dispiace, ma è così. Io non capisco perché non si possa far pagare io questo volevo di più. Due battute di commento da veneziano a questi dati che sono interessantissimi. Allora, scoperti stasera, Venezia non è una città povera, perché con 2 miliardi di bilancio, eccetera, è una città che ha per la miseria una sua ricchezza. È un'azienda vera e propria. Qual è l'altro dato che emerge? È che i costi però per i veneziani di IMU, di eccetera, eccetera, per fare quel bilancio sono elevatissimi, cioè vivere a Venezia costa molto. Qual è il terzo dato che emerge? Emerge che quello che è l'utilizzazione, il turismo rende. Il turismo dà un bilancio, però non è possibile che ammazzi tutte le altre attività, perché le soffoca l'artigianato, soffoca tutti gli altri tipi di vita in città, soffocati da questa esagerata pressione turistica. Sì, infatti si rimane scandalizzati. Montanelli la chiamava monocultura turistica, esatto. Cioè sei attento solo a cosa ti arriva dal turismo, come lo dici. E diamine, esistono anche altre cose nella vita veneziana, e i veneziani non sono turisti di se stessi, i veneziani vogliono vivere nella Però quello che città. mi stupisce maggiormente, oltre che da economista, quello che volete, o da presidente dell'osservatorio del contribuente, ma soprattutto da normale cittadino che osserva, è come fanno a sopportare un peso pro capite di 355 euro pro capite
sulla tassazione rifiuti sulla Tari i veneziani rispetto ai 120 e 150 di Roma, dove naturalmente il doppio non viene neanche pagato. Cioè, voglio dire, sta bene ai veneziani pagare tanto senza mai fare niente per, come dire, rimodulare questa tassazione, perché è evidente che se ci sono 56.000 abitanti, 54.000 e dobbiamo trasferire a loro tutta la fiscalità, compresa quella soprattutto sull'asporto rifiuti, mi sembra eccessivo. Allora ci vuole, secondo me, anche da parte dei veneziani un gesto un po' più alto, di iniziare a difendere i propri interessi, immagino, cercando anche un'autonomia fiscale che in questi decenni, ripeto, nessun amministratore, anche seduto nel Consiglio dei Ministri o anche in Parlamento, ha saputo portare avanti per Venezia. Questo è un dato di fatto. Ci sono stati ministri veneziani che non hanno fatto niente. Cosa penso io ogni volta che mi arriva la bolletta da pagare delle cose? Dico, anche questa volta così tanto, la pago malvolentieri e dico, ma pensa quante altre belle cose avrei potuto fare con quegli stessi soldi per la mia famiglia. È quello che dico, poi voglio dire, questa tassazione ha lo scopo anche di portare ad uno sviluppo economico, non a un detrimento, perché se alla fine noi chiudiamo le fabbriche dei vetri di Murano, perché stanno chiudendo tutte, o quasi, chiudiamo le botteghe, gli artigiani di una volta, insomma, cosa rimane di Venezia? Soltanto 4 turisti o 100.000 turisti che arrivano, qualche carnevalata e soprattutto tanti negozietti che non sono più dei veneziani, ma basta passeggiare per le calli, sono di altre nazionalità. Una Venezia Luna Park. Mi noto, anche gli alberghi non sono più tutti veneziani, no? Allora, anche gli alberghi, come tutto il mondo, sta diventando sempre più internazionale e come i nostri ospiti l'89% non sono italiani, vengono da tutte le altre parti del mondo. Ovvio è che dove ci sono degli asset di interesse economici, come appunto possono essere gli alberghi, sicuramente arrivano nuovi imprenditori, come anche noi andiamo in altri paesi a rilevare industrie, l'industria del turismo nel nostro paese è sicuramente un punto di forza, perché una delle cose che mi permetto di voler riabilitare il mondo del turismo, da quello che è stato detto finora, oltre al fatto che quei costi non li sostengono 50.000 abitanti ma 260.000 che sono gli abitanti del comune di Venezia, quelle cifre lì, perché le pagano anche a Mestre, è il fatto che comunque il valore aggiunto che dà il turismo a un sistema produttivo è il fatto che la stabilità che ci sarà nel tempo di occupazione, perché le nostre attività non sono delocalizzabili, perché mentre oggi posso avere anche una bella fiscalità nel mio paese, però se quello che c'è vicino l'abbasso ulteriormente si sposta la linea di produzione e tutto quello che c'è in questo studio può essere prodotto tranquillamente in qualunque parte del mondo. Un albergo, che sia Venezia, che sia Verona, che sia Cortina, funziona perché è lì, noi viviamo della rendita di posizione che ci dà il territorio. Questo è un dato di fatto e garantisce anche uno sviluppo a chilometro zero, perché è vero che si sono persi sicuramente molti artigiani, forse anche perché molti non vogliono più fare gli artigiani, forse non vogliono più fare gli edicolanti, perché anche quelle poche attività che si vedono a farlo, non è che non vogliono. Fanno fatica, però sono sempre veneziani che le cedono, e non perché per forza vanno male. Perché se c'è qualcun altro che prende l'attività, che prende il chiosco, che vende i giornali, magari un po' più colorito di quelli che siamo noi veneziani, allora vuol dire che c'è anche lì un interesse, un business che è sostenibile, ma è dato dalla quantità di gente che arriva. Ovviamente è parte più di commercio. E produrre come in tutto il resto del nostro paese è più complicato e meno conveniente, questo è indiscutibile, cioè non è solo un male veneziano. Trovo molto corretto quello che diceva il professore prima sulla questione della gestione dei flussi, cioè oggi sappiamo che la città, anche la regione Veneto ha cambiato nome, non si chiama più Tra Terra e Cielo, si chiama The Land of Venice, perché è un brand internazionale che conta più del Veneto, conta più di molte altre località anche a livello nazionale, contando che per tutto il mondo, quando noi molto spesso stiamo a discutere ancora tra la separazione tra Mestre e Venezia, che potrebbe essere un'opportunità, spiegare a un newyorkese che un quartiere magari ha più abitanti di tutto il Veneto, i nostri problemi è un po' complicato, e quindi
rischiamo molto spesso di voler, ripeto, noi siamo i primi come albergatori a dire che bisogna ridurre i flussi, bisogna giustamente, come diceva il professore, delocalizzare. Questa è una proposta che abbiamo fatto anche noi all'amministrazione, il fatto di iniziare a raccogliere i turisti su dei hub che sono all'ingresso della città, quindi a San Giuliano, e veicolarli facendoli andare a Fondamente Nove, cioè, ovvio tutti quanti prima o poi vorranno arrivare a Piazza San Marco a vederla, ma se intanto inizia a distribuirli non sarà quel fiume di gente che segue su quelle direttrici. Ormai oggi dare un'indicazione per San Marco e dire mettiti nella corrente, vai dritto e verrai portato in qualche modo, ci arrivi, insomma, non serve neanche dare l'indicazione. Quindi è una realtà che c'è, fortunatamente permette di tenere in piedi la città, perché oggi come Cadamosto, il più antico palazzo sul Canal Grande con le fondazioni dell'anno 1000, stava cadendo se non veniva riconvertito ad un uso di tipo turistico, perché nessuna azienda oggi, cioè quando c'era ancora il tribunale, tu lo sai bene, era sede disagiata per i giudici che venivano trasferiti a Venezia e avevano un'indennità per venire a Venezia. E il lavoro a Venezia purtroppo è molto spesso legato, per fortuna legato al nostro settore, quello del turismo, è legato agli uffici pubblici, però altre cose, c'è un mondo che è al di là del ponte. Io ho la fortuna di parcheggiare la macchina al tronchetto e quando dico ho parcheggiato la macchina ho ancora mezz'ora per arrivare all'ufficio. Per esempio mi viene in mente una cosa che succede anche nelle altre capitali europee o di altri stati. Perché non delocalizzare gli uffici pubblici diciamo, di una certa rilevanza decentrandoli in zona terraferma? Per esempio, lasciamo soltanto a livello, come dire, solenne, no? Con un'entità, il Palazzo della Regione, ma tutti gli uffici, Consiglio regionale, mettiamoli sulla terraferma. Le rispondo come le risponderebbero i veneziani veri, come il mio amico Vediamo Giorgio. se io do la stessa risposta. Direbbero che sarebbe il modo di far morire la città, perché allora dovremmo dire ci sono 7.000 studenti che ogni giorno vengono in scuole superiori e vengono dalla provincia. C'è l'università che potrebbe avere più senso spostarla da un'altra parte. Allora deve due l'una, o ti salva Venezia, oppure stiamo in questo... Il veneziano gli dice misuratura ulteriormente la città, perché non ci sono i lavori non turistici a Venezia vanno conservati come preziosi. Vede quello che le dice, vanno conservati come preziosi, perché sennò si torna veramente alla monocultura, e se tu piuttosto devi rendere comodo quell'afflusso alla città per chi ci viene a lavorare. Mentre il turista può andare con sistemi lenti, anzi se la gode meglio, e perché non lo porti a remi invece che con i motoscafi che fanno onde, e se la gode di più, chi viene a lavorare deve invece avere un'accessibilità intelligente, e non è possibile che nel secolo XXI ci siano ancora i problemi da dove lasci la macchina a dove vai a lavorare, di mezz'ora di strada, perché nessuno ci ha pensato a farla funzionare bene. Ecco, questo è questo che la mancanza di attenzione dell'amministrazione. Progettualità, c'era un bellissimo progetto quando ha fatto il Ponte della Libertà. Era la prima fase, poi dovevano interrare e asfaltare tutto il Canal Grande, poi avrebbero fatto, mi scusi, poi lo racconto per me, lo vogliono d'acqua. Mi scusi, io parlo per i miei telespettatori, se lei mi interrompe non si capiscono più niente. E poi dovevano fare un bel ponte, no? E apribile come a Londra, così le navi passavano sotto e si andava perfino al Lido. Questi erano i progetti dei, come si chiamavano una volta, i futuristi che vedevano nel futuro perché la fantasia purtroppo è estremamente limitata. Allora, per fortuna non l'hanno fatto però. No, per fortuna non avevano i soldi, se no avrebbero distrutto Venezia. Ecco. Allora, Venezia deve restare Venezia quella che è. Già hanno fatto il danno col ponte della Libertà, li facevano e già si facevano le metropolitane. Se non ci fosse il ponte l'Europa sarebbe un'isola, dicevano. Come? Se non ci fosse il ponte l'Europa sarebbe un'isola, dicevano quella volta. No, mi scusi, non ha capito se segue il labiale poi mi risponde. Allora, se facevano una metropolitana evitavano di fare il disastro del ponte, perché il ponte è un disastro e ha cambiato anche la laguna. Poi si sono messi a fare che cosa? Si sono messi a fare il canale di Petrogli, non so se si ricorda. Ecco. Altro disastro. Ecco, l'ha fatto un ministro Rovigotto, no? Allora, i veneziani, se hanno un'anima, se hanno coerenza, se hanno amore per la città, si ribellano.
non possono sottostare. È finita l'epoca di Napoleone che è venuto e ha disfatto tutto. Bisogna ricostruire l'animo veneziano, ma soprattutto una cosa, Venezia, scusate, perché è nata in mezzo al fango? Come hanno fatto a costruire una città bella come Venezia in mezzo a una palude? Perché ci riempiamo la bocca della laguna e tutto il resto, è una palude. Bene, l'hanno fatta perché erano pieni di soldi. Allora, se Venezia, stiamo a discutere se è un euro, se l'immondizia, se ci sono 50.000 veneziani e ci sono lo stesso all'anno che vivono lì e ci sono 35 milioni di turisti, chi è sporca Venezia, scusate? Ecco, fa felice e con le questo sue è il parole. grosso problema. Allora, la proposta è: i veneziani non devono più pagare le tasse vengono da quelli che vengono da fuori. Se gli organizzo la visita di Venezia e gli do 10-20 possibilità di visitare Venezia, come diceva giustamente lei prima, con percorsi diversi, pagano tasse diverse, pagano un accesso a Venezia, non è una tassa, è un accesso, è un diritto di poter venire a visitare Venezia. Il trattamento è diverso se risiedono a Venezia, cioè se rimangono 1, 2, 3 giorni a Venezia, perché automaticamente pagano anche una tassa di soggiorno. Ma questa cosa va organizzata? Allora, o si fa un progetto per costruire un grattacielo, ma non posso mettere un mattone sopra l'altro sperando che stia in piedi. Venezia non sta in piedi in questa maniera. Allora, la proposta cos'è? Volete che ve ne dica un'altra? Ristampiamo il ducato veneziano. Certo, il turista che viene cambia e prende il ducato veneziano, ma siccome è anche bello, se lo porta pure a casa e sono soldi che rimangono in comune, giusto? Questa è un'altra idea. Facciamo una SPA per Venezia e raccogliamo fondi in tutto il mondo, ma sicuramente uno uno statuto speciale per fare questo. Uno statuto speciale. Scusate, lo statuto speciale lo si fa se è necessario. Siccome questo discorso io l'ho già fatto con altri giuristi che mi hanno detto ma siccome l'Europa non prevede questa cosa quindi non è possibile farlo, siccome Venezia è completamente diversa da qualsiasi parte dell'Europa, è un'eccezione, è come un pianeta a suo. Ma l'Europa dovrebbe trarre soltanto benefici e vantaggi nel proclamare, certo, per esempio una specialità per Venezia, perché è l'unica in tutta la compagine europea ad essere Venezia, cioè non c'è un'altra. Tu vai ad Amsterdam non è uguale, tu vai a Londra non è uguale, a Parigi, per cui dico i tedeschi le avrebbero interesse gli europei se le sono fatte, esatto, quando avevano una specialità. Vede, anche qui è mancata la responsabilità dei vecchi amministratori o degli amministratori o di coloro che si sono succeduti nel tempo per battere i pugni nelle sedi più importanti e dire Venezia è particolare, Venezia è speciale, abbiamo bisogno di una specialità fiscale, certo, ed economica. Ce la date? Sì, ce la date? No? A quel punto avreste fatto giustamente da veneziani i vostri conti. Secondo me, avendo lasciato le cose un po' così, chiunque vada, gestisce, vede, fa. Secondo me proprio è l'Europa che in questo momento dovrebbe avere un occhio particolare e un'attenzione, perché comunque gli europei che vengono a Venezia, al di là dei cinesi, degli americani, sono tantissimi. Allora io non penso che ci sia sensibilità da parte di coloro che sono, tra virgolette, i parrucconi a Bruxelles, perché tra poco si va a votare, basterebbe dire ai futuri europarlamentari, no? Anche della nostra regione, signori, tra i programmi che state facendo metteteci questa piccola cosa, ma devono essere diciamo i veneziani a farla partorire quest'idea, altrimenti tutti certo, avranno. E guardate quanti comitati privati per la salvaguardia di Venezia riuniti all'UNESCO ci sono. È un'idea. Dopo l'alluvione del 66 che hanno capito, certo, che Venezia rischiava di finire, si sono aperti, perché la sensibilità per voler bene a questa città il mondo ce l'ha. Poi iniziate ad imporre, per esempio, perché avete fatto il Mose? Mi dà una spiegazione perché non c'è un veneziano che si è
incazzato e ha detto andate a quel paese perché questa è una schifezza che peraltro col Mose Venezia rischiava molto. Con tutti i miliardi sono stati scialacquati. Dice il Mose non lo vogliamo, avremmo voluto i soldi spesi con altre opere, con altre cose. Il Mose è stata la tipica imposizione di un progetto nazionale non pensato. Vi metto a disposizione il telegiornale di questa emittente, lei mi manda un articolo ogni giorno, io glielo pubblico. C'erano interessi, non di aziende non confessabili al tempo e ci stanno ancora guadagnando. Il veneziano si compra il paio di stivali quando c'è l'acqua alta, ne soffre e cerca di arrangiarsi. Guardi, io non vorrei dare nessun consiglio a nessuno perché non sono certo il tipo da dare consigli, se non a chi me li chiede. Ma io direi ai veneziani, nominate voi, al di fuori delle logiche politiche e partitiche, fatevi voi un vostro movimento, rappresentatevi in Europa e iniziate a battere i pugni, perché siete 56 a Venezia terraferma e a Venezia città, più la terraferma siete 200.000, non so quanti siete, in totale. 260.000. Quanto? 260. 260. Ecco, 260.000 saranno capaci pure di farsi rappresentare da veneziani in Europa per poter iniziare a battere i pugni, al di là del Parlamento, insomma, ecco. Questo lo dico, però qui bisognerebbe un po' uscire dalla logica dei partiti e dire io non sono di questo partito, io non so. È difficilissimo, però se gli interessi in gioco sono quelli dei veneziani, in questo momento se io fossi veneziano doc direi signori non me ne frega niente delle mie idee, delle mie vocazioni politiche, devo portare la mia città per i miei figli e per il futuro ad una situazione diversa, quindi ci autogoverniamo, punto. Questo è quello che... La interrompo un attimo Ramundo, perché proprio di statuto speciale abbiamo parlato con il costituzionalista Mario Bertolissi. Ascoltiamo come ci ha risposto. Vediamo se riescono a mandarla. Un attimo solo che sta arrivando, eccola qua. Utilizzerei questa parola, un regime speciale piuttosto che statuto speciale, poiché siamo in materia di imposte, qui c'è una riserva di legge e deve in prima battuta intervenire lo Stato con una disposizione che contiene l'insieme della disciplina, almeno della disciplina che si deve fissare con legge per consentire poi al Comune di intervenire, oppure potrebbe essere anche, sulla base peraltro di una previsione generale dettata dallo Stato, anche la stessa Regione. Ma comunque sia, credo che importi poco chi è il competente, l'importante è che eventualmente si faccia, e direi comunque in prima battuta ci vorrebbe una disposizione statale. Io penso che qui se si vuole passare dal dire al fare bisogna mettersi a riflettere seriamente, affrontare il problema sul piano politico, sul piano tecnico, non so se prima l'uno, se prima l'altro, dipende dai punti di vista, e poi eventualmente attivarsi. Ecco, bisognerebbe però essere disposti ad affrontare queste questioni seriamente, significa con l'animo sgombro da retropensieri, riserve mentali o d'altro che fanno morire questo Paese, quale sta naufragando nelle obiezioni e dei no, piuttosto che invece in una leale competizione per fare meglio. Ecco, quindi la necessità di avere... Rientra in quello che dicevo io, cioè nel senso che ha ragione il professor Bertolissi a fare queste affermazioni. Innanzitutto ci vuole un elemento importante, che qualcuno a Roma, purtroppo, decida su una legislazione diversa da quella attuale, e chi meglio di chi può interpretare gli interessi dei veneziani a farlo. Questo significa poi trasferire sul suolo veneziano tutta una serie di possibili, tra virgolette, privilegi fiscali, e quindi anche, per esempio, perché non detassare ulteriormente chi ha le case, detassare le attività produttive che nascono, perché se il nostro problema in Italia in generale, a Venezia in particolare, è dare sviluppo economico, creare occupazione, se non diamo degli incentivi la gente scappa via o chiude. Quello che sta succedendo, ripeto, un po' in tutto il nostro paese, non è che sia soltanto un discorso di Venezia. Venezia lo sente di più,
Però dico, a questo punto bisogna partire da un presupposto, lasciamo da parte il professore diceva Bertolisti, il retropensiero, lasciamo da parte, ve lo dicevo io, i nostri ideali partitici, non partitici, politici, eccetera, pensiamo alla nostra prospettiva attuale e al futuro, perché io ripeto, come genitore immagino che i miei figli vogliono vivere in un mondo diverso, diciamo meno caotico come quello attuale e meno magari pieno di insidie o incongruenze come quello che stiamo vivendo ogni giorno. Allora chi può dare queste risposte è soltanto Venezia e quindi i veneziani. Se i veneziani non alzano, dal mio punto di vista, ripeto, la testa, evidentemente non c'è quell'orgoglio, diciamo, che possa far nascere qualcosa di diverso. E io parto proprio da una cosa che succederà tra 2 mesi, ci sono le elezioni europee. Secondo me questo sarebbe il miglior approdo per i veneziani per farsi riconoscere quello che in decenni o in tanti secoli non è stato mai riconosciuto. Questo è, però non si può delegare al partito o al feudatario di turno o al capobanda. Devo essere io a dispiacere che un giurista del valore scientifico del peso del professor Bertolissi non neghi, ma anzi affermi la possibilità di farla. È una questione di possibilità del nostro ordinamento giuridico, ma è anche una questione di volontà politica. Io ho paura che non si voglia lasciar fare questa cosa a Venezia, perché poi una volta fatto Venezia sarebbero tante altre le città che dicono lo voglio anch'io, Milano, perché Roma, si sta troppo bene con questo tipo di autoregolamentazione delle proprie necessità, dei propri interessi. C'è questo particolare: Venezia è unica nel suo genere nel mondo, quindi nessun'altra potrebbe dire città storica, Milano, Roma, Firenze, no, anche a noi dovete dare questi privilegi fiscali o queste agevolazioni, perché Venezia non può essere assimilata a nessun'altra città. Ma questo è già limitativo, perché potrebbe dire che anche Castelnuovo è un tutto particolare. Allora si scrive che solo la città fatta così, con tot numero di canali, con tot numero di case, con tot lagune, con tante calli, eccetera, questa può applicare questa legge. Ma c'è anche una giustificazione di tipo ma c'è anche una giustificazione di tipo economico, perché Venezia, dopo i trasporti, città sull'acqua, oneri di manutenzione delle case, dei palazzi storici, eccetera, ha delle giustificazioni economiche per essere trattata meglio. Cioè, a Venezia l'abbiamo sentito quali sono i costi. Se oltre a quei costi reali aggiungiamo anche gli attuali costi fiscali che ci ha spiegato prima, ecco perché le cose non funzionano. Minotto, attraverso questa strada che si riesce a... Allora, una strada l'hanno avviata a 4 milioni e mezzo di veneti chiedendo l'autonomia già della regione. Speriamo che sia un auspicio per dei passaggi ulteriori e riuscire ad avere delle ulteriori autonomie a livello locale. È ovvio che sicuramente se la guardiamo solo dal punto di vista che è sicuramente importante la salvaguardia della città, è un presupposto estremamente corretto. Quello che dobbiamo stare però anche attenti è il contesto nel quale ci andiamo a muovere, nella complessità del territorio, perché è vero che se no rischia di diventare il gioco, oggi la tassa me la metti tu a me, domani te la metto a te per un'altra cosa, se no tu non arrivi più verso la terraferma da un'altra parte, quindi bisogna che ci sia anche un insieme di verso l'Oriente. Lo so, però purtroppo non riusciamo a stare fermi lì dentro. Che fine ha fatto la via della seta? È andata in Africa, nel senso che anche quella poteva portare dei vantaggi economici, no? O può portare dei vantaggi economici. Scusate, noi abbiamo fatto 2 puntate fa una trasmissione dove la Cina vuole costruire il porto offshore di Venezia, quindi la via della seta è tornata. Evidentemente la Venezia geograficamente è il punto più a nord dell'Europa, è il più facile, ha il più facile accesso. Basta solo che lo Stato si renda conto che creando delle vie veloci, soprattutto ferroviarie, verso il nord e non la TAV, ma verso il nord da Venezia, si amplierebbe, si incrementerebbe quella che è l'attività che in questo momento non c'è, perché è solo quella turistica del mordi e fuggi, e invece diventano punti di riferimento per grosse aziende, ma soprattutto un'altra cosa che io direi, che oltre a questo bisognerebbe che Venezia rappresentasse
un certo tipo di cultura veneziana che si è persa. Venezia ha perso la propria cultura, c'è un'affettività chiaramente di territorio, però questo è stato merito di una... L'ha persa nei numeri, ma sa quante associazioni di veneziani cercano nell'ambito culturale e con difficoltà di raccogliersi fra di loro e di conservare il loro DNA di patrimonio culturale, di capacità di vivere in questa città, di capacità di confrontarsi con le culture diverse dell'Oriente. Io volevo dire una cosa su questa, il porto a Venezia commerciale è fondamentale, guai perderlo, e non deve essere un porto industriale come è stato negli ultimi anni di grosse lavorazioni che lasciano poco e portano via. L'importante, e una volta il porto funzionava negli anni della Repubblica Serenissima, perché restava a Venezia il frutto di quel commercio, basta che questa nuova via della Seta e un porto commerciale non sia solo un transito che alla città non lascia niente e invece vada a lasciare i profitti in giro per il resto del mondo. Il porto commerciale è importantissimo per la città, purché abbia queste caratteristiche. Vedi Giorgio, il problema è, io ho partecipato un paio di mesi fa quando è stato fatto il forum delle città tra virgolette amiche di Venezia nell'ambito del turismo, che è promosso dall'amministrazione comunale ormai da 2 anni, e sentivo i tipi di investimenti che fanno i paesi in Cina piuttosto che in Russia. Quando parliamo del bilancio abbiamo sentito prima di quei 2 miliardi di euro che sembrano una cifra enorme per noi, perché parliamo quasi una finanziaria, un intervento sulla manovra. Però sentire Nanchino che dice abbiamo deciso di puntare sul turismo, raddoppiamo la città e investiamo 70 miliardi di dollari, ci viene un dubbio che forse stiamo ancora ragionando su dei numeri un pochino piccoli rispetto a San Pietroburgo 100, cioè perché hanno deciso di investire come città sul turismo e la rifanno la città, quindi oggi che pensiamo di chiuderci il problema nostro è che manchiamo di risorse finanziarie, cioè l'Italia è messa in castigo, nel senso che non possiamo fare investimenti, non possiamo fare questo, l'Europa ci obbliga a stare sotto questi benedetti parametri, per cui effettivamente o abbiamo un problema più ampio della città di Venezia. Quindi non è tanto Venezia, non è lo Stato e l'Europa, ecco che dico, bisognerebbe un po' difendere con i pugni. Abbiamo un vantaggio a Venezia, che non dobbiamo ricostruirla, ce l'abbiamo, è unica e così com'è dobbiamo salvaguardarla da cattive utilizzazioni e distruzioni, e non solo dell'aspetto fisico, perché l'aspetto fisico forse con tutti i restauri in corso che ci sono lo conserviamo, ma dobbiamo conservarla nella sua anima, cioè gli abitanti, il lavoro, quella vita a Venezia che è stata faro di civiltà per secoli e che potrebbe ancora esserlo, perché la gente vuol vivere bene. Guardate quanti stranieri, inglesi, tedeschi, francesi di cultura vogliono una casa a Venezia, vogliono star qua perché è bello viverci, non solo perché è bello vivere nel bello, ma anche perché c'ha tante cose a misura d'uomo, l'andare a piedi, l'andare in barca, e sopportano persino l'umido di questa città, che ogni tanto ci fa La grande è serenissima, però era grande per chi innovava sempre, la città l'ha cambiata continuamente e cioè, dobbiamo anche superare un pochino certi aspetti che giustamente sono conservativi del bello della città, però ci sono tantissime cose che Venezia è andata avanti perché è cresciuta, sempre si è modificata nel tempo, quindi non può restare solo ferma e basta in un aspetto puramente conservativo, deve anche aprirsi ad altre opportunità. Per quello bisogna fare degli investimenti, a crescere mantenendo nella misura d'uomo Venezia, sempre nella misura dell'uomo e non nelle cose extraumane che sono esageratamente di questo il progresso di questo torneremo sicuramente moderno. a parlarci. Scusatemi, ma qua il tempo scappa via. L'argomento perché l'argomento è assolutamente importante, quindi sarete i nostri ospiti più vale la pena anche soprattutto come dire, tra virgolette, cavalcare la proposta di Ramuno e dire facciamo sì che i partiti lo mettano nelle prossime. Facciamo un movimento veneziano e soprattutto una cosa, che non rimanga un movimento soltanto a Venezia, ma deve essere diffuso in rete, diffuso attraverso le televisioni, e noi mettiamo a disposizione la nostra per poterlo fare. Per cui se ci date dei messaggi in questo senso
Volentieri. Io sono disponibile a dare dei contributi di natura fiscale per poter dare un aiuto ai programmi. Tornerò alla mia casa con queste buone idee. Sono disponibile gratuitamente, naturalmente. Ecco. Bene, ci fermiamo qui. Allora, grazie a Daniele Minotto di essere stato qua con noi, grazie a Nicola Ramundo, grazie anche all'avvocato Giorgio Suppiei. Adesso la pubblicità, dopo la nostra rubrica Memento. Continueremo a parlare di Venezia perché c'è la questione del porto per le grandi navi. Il ministro Toninelli ne ha indicati 3, ci sono 3 possibilità, cercheremo di capire che cosa succede. Poi ci collegheremo anche con Roma, dove si è tenuto l'incontro in questi giorni del Papa con le vittime della pedofilia ecclesiastica. Ecco, quindi questo dopo la pubblicità nella nostra rubrica Memento. A tra poco.